Ecco qui Pasquale Catalano, ciao Pasquale. Ciao Pasquale, d'altronde è uno dei candidati con la colonna sonora della Dea Fortuna, di Ecco. cui questa volta, senza dover scomparire, come prima con Giano Taviani, sono già qui, capito? Sono già qui. Ma Di vedo 30 che escono vinili uno via l'altro proprio, Di questo è uscito solo il vinile, non è uscito... Infatti. Sì, è soltanto... Poi un vinile, tra l'altro un vinile che si sente divinamente bene e che contiene una colonna sonora altrettanto divinamente bella. Giusto sì, perché... sì. Anche perché Allora, di divinità si parla nella Dea Fortuna, quindi va bene, ci sta, è ad hoc. dunque io vorrei salutare Pasquale Catalano, ci ho lavorato una volta solo con lui su un film di Salemme, Baciato dalla fortuna, chissà se ti ricordi. Ho un piccolo aneddoto. Marco Testori è stata la prima persona in assoluto a entrare nella mia nuova casa. Ma dai. Sei venuto una volta nella casa che avevo appena preso e sei stata la prima persona in assoluto a entrare in casa mia. Questo e sei ancora lì? Tu sei ancora lì? Sono sempre lì. Sì, tu pensa che noi siamo vicinissimi di casa, sappilo, quindi... Aspetta, la prossima volta facciamo la diretta insieme. Intervista al citofono, facciamo direttamente. Mi auguro vis-à-vis, mi auguro. Questa è bella, intervista al citofono. Dai, quando ci faranno uscire finalmente andiamo a fare l'intervista al citofono. Basta che il citofono non c'è più. No, aspetta, l'ha fatto qualcun altro sta cosa del citofono. Che io ho appena citato, ma che nessuno credo abbia colto, quindi è meglio. No, niente citofono, Infatti. Allora parliamo di cose serie con Pasquale Catalano. Allora io invece glielo dico, parto pronti via. Allora io la colonna sonora sua l'ho sentita, non ho visto invece il film, ahimè, ma ho sentito la colonna sonora e la prima cosa che gli dico, finalmente una colonna sonora scritta, orchestrata, suonata, con i temi, con i sottotemi, ci sono anche delle canzoni e non sembrano appiccicate lì, ma c'è un senso di armonia, direi quasi, eccetera, eccetera. Quindi io ti faccio i complimenti perché nonostante tanti colleghi ci sono bravissimi, ma questa colonna sonora mi sembra veramente ben fatta, ben organizzata, ben pensata. E quindi te lo dico. Ecco, la prima domanda che ti faccio è: questo genere di colonne sonore, no? Con quelle caratteristiche che ti ho detto, come nascono? È una domanda a trabocchetto. Come nascono queste colonne sonore? Sì. Allora, ti dico come nasce proprio veramente la vera genesi, in questo caso, del lavoro con Ospite, che poi sono 10 anni che collaboriamo. Dovresti alzare un po' la voce però, Pasquale. Scusate, devo mettere il microfono più vicino. Sì. Ti dicevo veramente come nasce, cioè nasce con l'esigenza di Ozpetec di avere un tema riconoscibile, semplice, o comunque un tema, diciamo, che sia immediatamente riconoscibile. E quindi il tema che senti nel disco, addirittura, la Dea Fortuna, non c'è nel film, ma c'è nel disco perché è stata la partenza di tutto il lavoro fatto dopo. Dai. Quindi ne siamo partiti. Sì. E questo succede più volte. Poi appunto se hai la fortuna di iniziare a lavorare in fase di sceneggiatura, come dire, puoi avere anche il feticista continuo. Sì. Io sono come quelle le solite ragazze dei ring della box, quella che passa col numeretto uguale. Non sei proprio uguale, Massimo. Vabbè, non è che può volere tutto nella vita, cioè. Insomma, dicevo, questa è stata, diciamo, è stata la partenza, con la fortuna appunto di iniziare a lavorare in fase di sceneggiatura, quindi proprio con l'idea proprio pura. All'interno di questo poi appunto arrivano anche durante il montaggio, durante le cose, voi poi avrete un montatore che diciamo, la mia persona preferita, che è Patrizio. Sì, che lo vorremmo avere perché è sparito, prima c'era, adesso speriamo che tornerà. Con lui abbiamo lavorato su tante cose, quindi ecco, in questo caso c'è anche, arrivi al montaggio, puoi buttare via tutto, rifare completamente le cose, a secondo della formula, che è l'unica diciamo, applicabile in questo caso, funziona o non funziona. E quello è un fatto assolutamente istintivo.
è un fatto sul quale non puoi ragionare, almeno io teorizzo il non ragionamento su questo, perché se tutto diventa troppo razionale, se tutto diventa appunto questo va bene lì perché sta bene lì, ci deve essere un momento finale di sintesi nel quale dici Lo sai, abbiamo intervistato qualche tempo fa un collega, Umberto Scipione, che diceva che il sistema che utilizza con Siani è molto semplice. Se tu lo capirai poi meglio di me, lo dico, è un freddo un guollo. Se si sente un freddo un guollo vuol dire che così si dice, cioè l'emozione. Sì, ma questo dipende anche dal tipo di rappresentazione, di emozione, e questo cambia completamente il suo. Questo film che sentite ha delle orchestrazioni diciamo non semplicissime. Ecco, ha una scrittura che non è semplicissima, che però ho cercato comunque di far passare come dire, all'interno di un film e all'interno di scene che potevano avere anche, diciamo, degli accompagnamenti molto più tranquilli, come diceva Elena, cioè puoi accompagnare l'attore piuttosto che... Io ho la fortuna che quasi mai mi dicono c'ho una scena così così, me la tiri su con una musica, una cosa. Perché di solito la volta dopo dico al regista c'è una musica così così, me la metti a posto. Questa è da rivendere immediatamente. È da segnarla a vita. La fonte, spero. Certo. È da apertura libro monografico sui compositori. Sempre rispettare il copyright di by Pasquale Catalano. Azione presa. Per cui appunto in questo caso c'è questa, cioè, è stata una scelta, è un modo anche di lavorare con Ferza, ma anche di lavorare se poi su delle storie che hanno anche un modo abbastanza semplice, realista di descrivere le cose, quindi di portarle alle volte. Poi vabbè, sull'estetica di queste cose ne potremmo parlare per ore inutilmente, tra parentesi, perché tanto a chi interessa. Ma ti faccio l'esempio subito successivo. Il 2 luglio esce, se non l'avete visto alla Festa di Roma, La Volta Buona di Vincenzo Marra, che è un film che ha un approccio completamente diverso. Cioè? È un film fatto quasi esclusivamente da me, con poche chitarre, pochi strumenti, suonato, non dico diciamo sulla scena, ma comunque molto diciamo ispirato è un film che è arrivato già in fase di montaggio, abbiamo iniziato a lavorare. Quindi ti faccio un controesempio che è Alaska, per dirti, che ha una sonorità completamente diversa, e però io penso che debba legarsi poi, appunto, per questo ti dicevo, nel momento in cui tu sei nel momento del montaggio, stai facendo la tua musica, vedi qual è l'apporto degli altri, e a quel punto, come dire, è lì che deve nascere l'estetica nuova del film. È lì che devi lavorare a questo punto. Tu prima ne hai parlato a proposito dell'importanza del montatore, no? Di quanto è importante questo ruolo. Vale anche ovviamente, immagino, il discorso sulla Dea Fortuna, credo, no? Sì. E secondo te, perché sono fresco di domande fatte a Patrizio Marone, adesso te le faccio, cioè faccio normalmente le domande al musicista, e il musicista mi parla del montatore croce e delizia come ruolo. Ecco, lo stesso lo dico a te, lo chiedo a te. Qual è il montatore ideale per un musicista, o perlomeno per Pasquale Catalano? Esiste o va bene tutto? No, perché non esiste l'ideale. No, sentivo anche prima il discorso che facevate con Stefano, no, con Elena, che tra parentesi ringrazio, perché ieri hanno organizzato una cosa nella quale si sono massacrati, è stata veramente molto bella. È stato bello vedere che eravamo tutti insieme, senza star là a piangere, soprattutto senza stare, visto che siamo in tema di polemiche, senza stare tutti quanti, diciamo, gli ultra anta, a pensare soltanto: se io non faccio il mio concerto con la mia orchestra, con la mia super cosa, il mondo non sopravviverà. Quindi drenando risorse, quindi rivolgendosi a concerti che abbiamo visto la settimana scorsa e continueremo a vedere, nel quale manca nel parterre, non so, Maria Antonietta o Luigi XIV, ma è fatto veramente per questa specie di medioevo. E io ho molta paura di questo, perché voi lo sapete, ma forse non lo sanno tutti.
soprattutto i compositori, hanno una catena sotto di loro. Oggi sono dei gestori di tutto quello che è, appunto, c'era Goffredo, dell'avere uno studio, dell'appaltare uno studio, avere degli orchestrali, cioè sono diventati degli imprenditori. Sì. Sono artisti, sono contemporaneamente gli artisti, io dico gli ingegneri del suono, gli ingegneri informatici, cioè devono avere delle competenze che vanno in tutto, ma soprattutto noi abbiamo la responsabilità di tante persone che suonano con noi, di tante persone che lavorano con noi. E questa filiera, nel momento in cui riprenderà, soprattutto nello spettacolo dal vivo, con più o meno il 10-15% di quello che si faceva prima, ci sarà un problema enorme, che tutti si sentiranno legittimati a dire ok, allora niente più sussidi perché avete ripreso a lavorare, e l'85% delle persone saranno alla fame. Certo. Ora io sono un po' radicale, però dico sospendiamo, cioè a un certo punto fermiamoci, non si fa più niente, fino a quando non siamo sicuri, perché sono sicuro che a settembre succederà qualcosa di molto brutto. Però vedo questa grande foga, soprattutto da parte di grandi nomi, di grandi star, di grandi persone, che, messo insieme, diciamo, al rinnovamento, soprattutto nel teatro italiano, che continua a mettere dei pensionati a dirigere strutture, che continua a mettere persone che chiamarle dall'estero, ultra settantenni a fare le cose, non vedo veramente dove andremo. A Milano Massimo lo sa benissimo. E questo secondo me è un momento nel quale questo ci dobbiamo chiedere. Comunque, No, beh, lo sai, guarda, lo sai che... ma questa cosa mi brucia molto. Scusatemi, ma guarda, ma siamo qui appositamente per parlare anche di queste cose qui. Un attore molto importante italiano col quale appunto ho lavorato più di una volta, ci siamo sentiti e mi ha detto guarda, probabilmente io e te possiamo permetterci di stare un anno fermi, ma tutti quelli come noi che possono permettersi magari di stare anche 3 anni fermi sono quelli che scalpitano di più. Non so se senza rendersi conto del danno che possono provocare. Certo. Comunque io vedo che provocheranno. Guarda Pasquale, il discorso che fai è importantissimo. Io vedo una cosa che mi lascia però piacevolmente sorpreso, lo dico. A noi ci capita di parlare, a me e Massimo, con questo programma, con tantissimi compositori, musicisti, strumentisti, e abbiamo un po' il polso. E ti posso assicurare che mai come adesso vedo una consapevolezza del problema, cioè, e mai come adesso vedo la consapevolezza del problema che non c'è stato adesso con la pandemia, in realtà c'era già da prima. Adesso si è, lo dico una parola bruttissima, slatentizzato, cioè nel senso è uscito fuori, ma in realtà le radici stavano dietro. E non c'è niente da fare. Noi possiamo parlare di film, di cinema, di arte, quanto ci pare, ma poi tac, di lì si rivà, perché è evidente che la situazione dei lavoratori dello spettacolo tutta è in questo momento in una situazione... Infatti faccio appunto un'altra cosa da citare. È il paradosso italiano per la musica. Noi ormai, diciamo, con il nuovo sistema dei conservatori, un sistema, diciamo, abbastanza assurdo, che si sta avvicinando a quello americano, per il quale se tu non hai già studiato privatamente, per qualcosa è difficilissimo accedere, mentre prima avevamo comunque la possibilità, cioè io non avevo avuto accesso a conservatori oggi, da ragazzino. E adesso, ma oltre quello, che cosa facciamo? Abbiamo comunque, e li vedo un po' lavorandoci in certe situazioni, una quantità straordinaria di talenti. Che cosa fanno? Si diplomano, non trovano, si laureano, vogliamo dire, non trovano la possibilità di lavorare in Italia. Per fortuna non hanno più nessun legame nazionalistico di questo genere e vanno a lavorare all'estero. E paradosso finale, noi che facciamo le colonne sonore dobbiamo andare a Praga a cercare le orchestre. E ci troviamo i musicisti italiani, cioè capito? Andiamo in Macedonia, ci ritroviamo in questo modo perché non li abbiamo, perché poi ti dico la verità, questo ne parlo dal punto di vista qualitativo, perché ce le dobbiamo pure dire le cose. Le orchestre messe in piedi in Italia per fare queste cose non sono quelle che ti aspetti. Sì. Capito? Cioè, perché le persone che non lavorano insieme è impossibile che raggiungano la qualità che magari uno pretende in un certo lavoro.
Mi stai parlando delle altre orchestre, quella di Praga, quella di Sofia, cioè stiamo parlando di orchestre che lavorano a manetta tutti i giorni in sostanza, Esatto, quindi alla fine... insieme, ma già se hai la fortuna di lavorare con l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino, vedi che è un livello stratosferico. E certo, perché quelli sono sempre insieme, ovviamente. Con un'orchestra, ma prima la Rai aveva 4 orchestre, adesso ce ne sono. Il discorso sarebbe... no, ma vedi che le radici stanno dietro, cioè l'orchestra il paradosso è che la metà delle istituzioni mondiali, davvero, se andate a vedere il WSV, ha degli italiani nei consigli direzionali e tra i musicisti, e noi dobbiamo andare all'estero a fare le cose. Guarda Pasquale, io vorrei avere una puntata intera per parlare con te, non solo dal punto di vista del tuo percorso artistico, ma anche di questo, perché è importante. Cioè, io penso che parlare, far capire anche, ad esempio, all'opinione pubblica delle cose molto semplici del nostro lavoro, far cadere degli stereotipi che ci sono, ovvero tu lavori nel cinema, quindi sei ricchissimo, e che vi assicuro che esistono e come, o siete una categoria privilegiata perché in fondo vi divertite, non è un vero lavoro, tutta una serie di pregiudizi che poi alla fine creano il fatto che la cultura viene considerata come non una priorità, ecco, diciamo così. È un hobby per tutti, la cultura. Diciamo che non è una priorità. Insomma, quindi Pasquale, siccome ci sono tanti ospiti ancora che ci aspettano, fatemi dire una cosa piccola. Prego. Vai. Di orgoglio, di doppio orgoglio rispetto ai nastri. Il primo è che su 11 candidature, 4 sono napoletani, 5. Lo sapevo che lo diceva. E sono molto felice. E la seconda cosa della quale, credetemi, sono molto felice, e io, come vedete, sono un ragazzino, ma sono il più grande di queste 5 candidature. Un ragazzo di 7 anni che avrete con voi. In bocca al lupo a tutti. Ed è un secondo motivo d'orgoglio, che comunque... Vedete che c'è tutto davanti. Guarda, è una domanda che io adesso farò a Ralph P, che non ho potuto fare a Nelson, ovvero se ci fosse qui il mio amico Renato Marengo, che non so se conosci, giornalista, critico e via dicendo, lui parla della corrente del Naples Power quando parla degli anni 70 e di quello che era Napoli. Per me, che io ero adolescente negli anni 70, Napoli è stato un punto di riferimento incredibile. Si pensi solo alla scuola dei cantautori, ma anche la nuova compagnia di canto popolare. Insomma, noi abbiamo avuto Roberto De Simone, che Roberto De Simone, cioè avete avuto in quel periodo qualche cosa di una ricchezza micidiale. Ecco, il vedere appunto i 3 candidati alla canzone originale di Napoli, il vedere tu, mi fa capire che forse c'è una sorta di risorgimento. Io penso al forse, io penso che Napoli ha una continuità. Da Salvatore Piscicelli in poi, il cinema napoletano ha sempre avuto anche la musica, parliamo pure di musica. Si ha ospitato oppure si ha prodotto da solo, però lo vedete, cioè, è una specie di nuova, cioè, fa nazione a sé. E non lo dico in senso regionalistico, appunto, lo dico da internazionalista, non da regionalista. No? Diciamo che la New Wave partenopea, questi nastri d'argento, si fa sentire. Non c'è più new old. No, ma è tutto solo wave. C'è sempre stato. Infatti. A Napoli, e che continua a esserci, perché c'è anche un gran confronto. Ecco. Grazie Pasquale. Senti, poi ci vediamo per la monografica su di te. E parliamo anche un po' più dettagliatamente di tutto. Chissà quanti dischi e quanta roba di riforma. Io là mi metto proprio direttamente con la pila. Un vecchio arnese, diciamo. Va bene Pasquale, io spero a prestissimo di vederti qui per parlare proprio un po' di tempo. Da casa, Marco, è meglio. Sì, in effetti passo direttamente da casa. E vi collegate con me a Milano, così siamo a posto. Okay. Ciao Pasquale. Ciao.